Mayank, il blogger poeta di Nuova Delhi, è una delle guide migliori per capire un paese immenso e pieno di contraddizioni come l'India. Da sempre ne racconta umori, colori, odori. Le sue incredibili storie quotidiane si interrompono un mese fa, quando l'India si ferma per contenere la diffusione del coronavirus. E Mayank si ritrova chiuso in casa a costruire il suo blog con centinaia di voci collegate ogni giorno attraverso il telefonino, che raccontano di un paese che ha miracolosamente solo 1.000 morti e 32.000 casi positivi. Un paese che finora avrebbe evitato quella catastrofe che tutti si aspettavano. Il lockdown ha scaraventato in mezzo ad una strada milioni di lavoratori immigrati che si sono ammassati nelle stazioni prima di riuscire a tornare nei loro villaggi d'origine. Sembra senza conseguenze. Ma c'è anche il racconto di Dharavi, la baraccopoli di Mumbai, dove più di 2 milioni di persone vivono in poco meno di 2 chilometri quadrati. La gente continua ad ammalarsi e a morire ogni giorno senza che nessuno venga fatto il test, perché solo il 22% dei decessi in India è certificato da un medico. Bisognerà allora aspettare la fine della quarantena per capire se davvero il paese ha sconfitto la pandemia. Nell'attesa, proprio a Mumbai, sono ricomparsi i fenicotteri rosa.